Ultima edizione del nostro giornale radio per quanto riguarda questa giornata del 16 di aprile. I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.616, con un incremento di 72 unità rispetto alla giornata di ieri. I totalmente guariti sono 730, mentre i clinicamente guariti sono 339. Sono 5 decessi in più rispetto a ieri, che portano a 217 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato, come sempre, nella conferenza stampa il vice governatore con delega alla salute e alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede di Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito, con 109 esiti infausti della malattia, Udine a 62, Pordenone 43 e Gorizia 3. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.011 infettati, seguono Udine con 895, Pordenone con 573 e Gorizia con 132. A questi si sommano 5 persone non residenti in regione. Sono 26 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 159 e le persone in isolamento domiciliare 1.145. In seguito alla positività di 5 medici e 9 infermieri, da questa sera è stato chiuso il reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale di Catinara a Trieste. Lo comunica l'azienda sanitaria che ricostruisce la filiera del contagio. Il personale medico e sanitario risultato positivo, le fonti di propagazione del coronavirus, sono state individuate in 2 degenti nel reparto di medicina d'urgenza, ora ricoverati, uno nell'area Covid dell'ospedale maggiore di Trieste e l'altro nella stessa terapia intensiva. Gli stessi, precisa una nota dell'azienda sanitaria, al momento di essere accolti erano stati sottoposti a tampone diagnostico che era risultato negativo. Un successivo controllo aveva poi fatto emergere la loro positività. Non appena ottenuto il riscontro di Covid-19 sono stati sottoposti a tampone urgente tutti i pazienti che avevano condiviso la stanza di degenza e altri 3 sono risultati positivi al tampone ma asintomatici dal punto di vista respiratorio. 2 sono stati trasferiti presso l'area Covid dell'ospedale maggiore e 1 presso la pneumologia Covid dello stesso ospedale di Catinara. Fincantieri e sindacati hanno sottoscritto un accordo che proroga l'accordo del 9 aprile scorso e conferma il ricorso alla cassa integrazione con la casuale emergenza Covid-19 fino al 3 maggio prossimo. L'azienda ha confermato che la ripresa dell'attività nei cantieri e nelle sedi avverrà progressivamente e con una pianificazione caratterizzata da accentuata gradualità. L'accordo è stato sottoscritto nella giornata odierna al termine di un incontro svoltosi in videoconferenza tra l'azienda e le sigle sindacali, in cui la stessa Fincantieri ha precisato che in una prima fase sarà garantita una significativa presenza di attività in smart working. Continueranno pertanto, riporta la nota, i confronti in ogni sito e sede e proseguirà il lavoro dei comitati per verificare le azioni di prevenzione necessarie per il contenimento del fenomeno di contagio e le azioni necessarie per organizzare la ripartenza. La ripresa graduale comincerà già a partire dal 20 aprile prossimo. La multinazionale svedese Electrolux chiede alle autorità italiane di consentire una prudente ripartenza della produzione di elettrodomestici nel Paese, come misura per salvaguardare le necessità primarie delle famiglie e migliaia di posti di lavoro. Lo si apprende da una nota diffusa dalla sede italiana di Porcia dell'azienda. L'evolversi della situazione epidemiologica, comprese le restrizioni sugli spostamenti e sulle attività di business, stanno impattando i mercati in cui Electrolux ha una significativa presenza in termini di produzione e fatturato. In Italia l'Electrolux ha 5 stabilimenti produttivi e 4.600 dipendenti, che rappresentano circa un quarto del suo volume produttivo europeo. Il sistema della protezione civile della nostra regione, con le sue squadre di volontari operanti in tutto il territorio, sta garantendo un incredibile servizio dell'intero Friuli Venezia Giulia e in particolare alle persone che si trovano in isolamento o in situazione di difficoltà a causa delle restrizioni necessarie per contenere la diffusione del coronavirus.
Lo ha dichiarato il vice governatore con delega alla salute e alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso dell'incontro in videoconferenza con i sindaci e capi distretto della protezione civile del Friuli Collinare, durante il quale ha evidenziato che lo sforzo compiuto è stato enorme, molto articolato, perché le attività messe in campo hanno spaziato dal montaggio delle tende per il pre-trieg davanti agli ospedali, alla consegna della spesa e all'asporto dei rifiuti alle persone in isolamento, ma anche la diffusione di informazioni di pubblica utilità alla popolazione e il trasporto del materiale per il laboratorio medico e le consegne di mascherine alla popolazione. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi auguriamo chiaramente la più cordiale buonanotte, non resta che darvi appuntamento alla prossima edizione, come sempre nel primo pomeriggio.